Sindaci delusi e arrabbiati con la regione e con il governo, ignorati dalla prima sul piano casa e raggirati dal secondo sull'IMU. Sulla nuova legge regionale non ci sono più speranze di miglioramento. Dopo tante convocazioni e audizioni in regione, Venezia ha fatto di testa sua. Siamo insoddisfatti e anche un po' arrabbiati perché la regione ha deciso di non farci svolgere una funzione, un compito prioritario che è quello regolamentare sul piano edilizio e in parte anche urbanistico il territorio, quindi si è assunta un onere di gestione che è compito dei comuni invece. Con la nuova legge la Regione ha smentito se stessa, aggiunge Tommasi, perché ha derogato alla sua legge urbanistica che puntava a ridurre il consumo del territorio. È un concetto di gestione del territorio dissenata. Attraverso il piano casa è vanificato totalmente il principio che la stessa Regione ha decretato di non consumare il suolo agricolo. Succederà di tutto con questo piano casa. Sembra invece aprirsi uno spiraglio sul pasticcio IMU. Il governo l'ha cancellata fino al 4 per 1000, ma un centinaio di comuni veneti, Verona in testa, che avevano deliberato un'aliquota superiore, si sono ritrovati a dover chiedere ai loro cittadini la differenza con la seconda rata. Potrebbe non succedere. Ho parlato anche in queste ore con il sottosegretario Baretta, piuttosto che con altri colleghi, i suoi parlamentari e via dicendo. Io credo che il cittadino non sarà coinvolto in questa vicenda. Credo che ci saranno i provvedimenti in futuro che metteranno un po' mano e ripareranno a questo errore, secondo me. La compensazione del governo favorirà quei comuni che avevano deliberato un IMU sopra il 4 per 1000 perché riceveranno più trasferimenti dallo Stato di quelli che per aiutare i loro cittadini ne avevano deciso una più bassa. Un'ingiustizia decisa a Roma, sottolinea Lanci, ma quanto è lontano il federalismo?